Parte del giro di oggi è anche la visita al Museo della Mozartina e una delle stanze è questa che è stupenda, è una riproduzione della cucina tipica paularina in tutto e per tutto, dalle tende alle finestre, al tavolo apparecchiato, alle ceramiche, i piatti, i bicchieri e tutto quello che serve per la tavola. Poi qua c'è il focolare e tutto quello che serviva per cucinare. Veramente stupendo, bellissimo, bellissimo, una cura nei dettagli unica. La signora che ci ha portato qui, ci ha guidato nella visita al museo, ci ha spiegato anche tutti i dettagli sui punti utilizzati per confezionare le tovaglie, quindi merita venire qua e ascoltare bene tutta la storia. Ogni oggetto, ogni dettaglio ha una storia dietro ed è giusto sentirla da chi l'ha vissuta, da chi la vive adesso o appunto l'ha vissuta quando era bambino, ragazzino con i propri genitori o i nonni. È veramente bello. Questa è la camera con tutti gli elementi del corredo. Veramente bellissimo. Pazzesco. Facciamo un'altra veloce tappa per vedere dei vestiti tipici, ma soprattutto le scarpe tipiche di Paolaro in questo negozio. Quelli puntati a mano non li ho, praticamente sono con le pezze di stoffa. Altra tappa in una vecchia caserma, sempre qui a Paolaro, è tutto intorno al paese, il giro, e siamo al Museo del Carnevale Artistico di Paolaro, perché appunto in paese sono famosi per costruire delle maschere molto, molto complesse, molto particolari. Andiamo a vederle. Quando cominciare a chi? Dal 70 volte. Il signor Piero nel museo spiega nel dettaglio tutte le lavorazioni di tutti i dettagli che vanno sui costumi o che vanno a comporre i costumi, che sono fondamentalmente modulari, quindi sono dei pezzi fatti con dei calchi come questo che va a incastrarsi in un altro pezzo che fa parte dello schienale con le bretelle che viene indossato da chi fa la sfilata. Veramente molto interessante, hanno delle tecniche semplici ma che effettivamente sono anche quelle che si ritrovano adesso nell'industria moderna. Veramente bello, merita, anche questo posto qua davvero merita. Quello che ci chiamavano, se andava via a questo genere non ci appare lui, però visto alloggio e trasporto. La situazione è nata appunto da il 5 gennaio. Dalle 6 alle 8 succede appunto questo. Infatti loro neanche 6 persone stanno gli stessi, anche poca si sfida, non sapevi. Privilegiati, siamo venuti perfino in magazzino. Che roba. Queste maschere a tema meraviglie di cristallo sono quelle con cui Paolaro ha vinto il Carnevale di Venezia, che è un riconoscimento massimo per chi fa maschere o comunque partecipa a uno o più carnevali. Veramente stupendo questo museo. Adesso andiamo lì dove c'è un pascolo di capre. Bisogna guadagnarsi il pranzo, quindi ultima salita. L'ho fatta in giù questa, cammino delle piedi, E qui abbiamo l'ultima fonte. Qui siamo a Donflor, località Donflor. E qui sgorga quest'acqua
che un privato ha fatto una fontanella bella, è particolarmente buona. Acqua normale e naturale. Sì, sì. Qui l'acqua per fortuna non manca. Ecco l'ultima fonte. No, è l'ultima fonte. Molto bello. E adesso l'ultimo stratto. Poi il piatto. La cimentata. Wow. Pezzi di Friuli Venezia Giulia unici. Non ero mai stato qua, veramente uno spettacolo, bellissimo. Ultima tappa, pascolo di capre, formaggio e polenta. Chiuso il giro nel modo perfetto. Questo è il panorama. Quasi quasi resto qua. Io saluti! Buona giornata, ciao! Vengo, ven. Il giro è tutto intorno al paese di Paolaro che è qui e in pratica si fa questo percorso qua, si va dentro quella zona, si passa oltre la collina, tutte le acque che abbiamo visto sono lì dietro, poi si scende, come abbiamo fatto, si ripassa al centro del paese e si viene su di qua dove siamo adesso. Grazie Max per il giro e grazie a Daniele per l'ospitalità e per il formaggio e la polenta. Grazie a voi, grazie a voi. Giro stupendo, è sempre bello scoprire questi posti in regione perché alla fine anche per me a un'ora da casa questo qua è stato una scoperta. Bellissimo avere a che fare con le persone che ti raccontano la loro storia, la storia della loro famiglia e cosa c'è dietro a tutte le tradizioni che cercano di non far perdere. Ragionando sul giro, sicuramente per certi passaggi e per certi strappetti ci vuole il mezzo giusto, ma non è un problema perché
si può noleggiare un e-bike facilmente, ma anche ci vuole un po' la gamba per certi, appunto per certi passaggi. Venire qua a fare un po' di fatica oppure mettere giù il piede e camminare per dei piccoli pezzetti di 10 metri, 15 metri, secondo me vale la pena, perché il giro è proprio bello, ben studiato, e deve essere molto bello fare un anello più lungo, quindi più esteso, sempre intorno al paese qua. Veramente stupendo. Bella giornata, trasferta molto soddisfacente, giro semplice, ma l'idea era appunto fare un giro turistico per conoscere il posto e la zona, un po' di storia. Da Paolaro è tutto, alla prossima, ciao!